poteva così questa ultima puntata della stagione 2018-2019 di Target per due motivi. La prima appunto perché è l'ultima puntata e sapete quando siamo all'ultimo ci sono i fuochi d'artificio e quindi c'è più entusiasmo e anche più rumore in questo caso, e poi perché ci apprestiamo a festeggiare il santo più amato dell'Agrigentino, ecco, non solo di Agrigento, San Calogero, ma di tutto l'Agrigentino e diverse parti della Sicilia. Il Santo Nero è sicuramente tra i più venerati. E a rendere omaggio all'ultima trasmissione di Target e anche al Santo Nero ci sono i Tammura di Girgenti che hanno così insomma ravvivato un po' questo nostro studio. C'era caldo, il climatizzatore ci ha un po' raffreddati, ma i Tammura ci hanno ancora una volta riscaldato gli animi. Ben ritrovati su Televideo Agrigento, l'LCN92 del digitale terrestre, su tutta la Sicilia e parte della Calabria meridionale. Questo è Target, come vi dicevo, l'ultimo appuntamento, come da tradizione e da questo decennio di trasmissioni. Con giugno termina il nostro ciclo di puntate per la pausa estiva, per poi riprendere naturalmente in autunno. Queste 36 puntate, questa è la 37esima, abbiamo visto, abbiamo commentato, abbiamo parlato, abbiamo conosciuto tanti aspetti importanti del nostro territorio nei vari campi di lavoro, della cultura, del sindacato, dell'imprenditoria, anche della politica, dell'amministrazione, della musica, insomma di tutte quelle piccole grandi cose che contribuiscono a fare emergere il nostro territorio. E anche in questa puntata parleremo di argomenti interessanti, li avete già visti, loro sono una parte dei Tammuri di Agrigento. Vicepresidente Daniele Ballacchino, quanti siete nel vostro complesso totale? Innanzitutto buonasera a tutti. Noi in tutto siamo all'incirca più di 70 elementi. E allora 70 Tammura c'è tra proprio bambini e anche adulti siamo all'incirca 70. Bene, qui c'è diciamo una piccola rappresentanza, una piccola parte, sì, e sì, poi sì. Parleremo della vostra associazione e della vostra devozione per il Santo Nero di Agrigento. E iniziamo proprio a conoscere i nostri ospiti, li abbiamo già inquadrati durante la loro esibizione. Ce li vuoi presentare tu? Sì, vi presento il più piccolo dei tamburinari, tra cui anche mio figlio. Come ti chiami? Alessandro Ballacchino. Bene, non c'è più, lo dici tu chi sono, Pietro Cucinella, Gianluigi Bottone e Antonino Pezzino, uno dei vecchi tamburinari di San Calogero. I Tammura hanno una tonalità particolare, ognuno insomma oppure c'è un assemblaggio particolare? Diciamo la semplice diana che facciamo noi, uno si mette al centro e poi che tutti tra di noi suoniamo San Calogero. La tipica diana. Sembra che la musica dei Tammura sia sempre uguale, ma in realtà non è così, no? Ci sono ritmi e suoni diversi. Si cambiano i ritmi, è quello che si mette al centro che fa cambiare tutti i ritmi della... Diciamo il solista, ecco, sì, diciamo perfetto, così, quello che dirige. Sì. Bene, allora abbiamo visto i nostri amici Tammura di Girgenti, proseguiamo col conoscere gli altri ospiti. Alla mia sinistra lui si chiama Rosario Di Prima, è il coordinatore regionale del SINAP, Sindacato Nazionale della Polizia Penitenziaria. Continuiamo con Liborio Curabba, lui è assessore del comune di Cianciana. E poi Massimiliano Patti è l'amministratore di una delle società di autolinee più antiche della Sicilia, è la Fratelli Patti Autolinee. Continuiamo con uno scrittore, un poeta e anche un accademico della musica, si chiama Trego Russo. E poi una persona insomma, molto conosciuta a TVA, il nostro amico fedelissimo, presidente provinciale della FIGC, la Federazione Italiana Gioco Calcio Agrigento, e prossimo delegato regionale. Come si chiama, Stefano? Coordinatore regionale. Stefano Valenti. Quindi parleremo di tantissime cose belle. Innanzitutto volevo dire, Massimiliano Patti, dicevo una delle autolinee storiche della Sicilia. Mi ricordo che io ero bambino e prendevo il vostro autobus con mio papà per andare alla Lucia, alla miniera di zolfo, insomma. È lì che è iniziata l'avventura dei Fratelli Patti?
Sì, la nostra azienda nasce negli anni 50 per volere di mio nonno, il cavalier Carmelo Patti, aiutato dai 3 figli, Carmelo, Calogero e Salvatore, hanno messo su questa impresa di trasporto. Noi siamo stati sempre attenti all'utenza e in modo tale da poter aiutare anche le persone a raggiungere in quel momento i luoghi di lavoro. Certo, perché non era solo la linea, diciamo, quella normale da un paese all'altro, ma come dicevo si andava in miniera, ma si andava anche in campagna, nelle strade interpoderali per raggiungere i luoghi di lavoro che in quel momento erano la miniera e la campagna. Sì, certo, allora i mezzi di trasporto privati erano quasi contati sulle dita delle mani, quindi le persone utilizzavano il mezzo collettivo, allora l'autobus o la pindaiota, per come si voleva, si conosceva allora, per raggiungere i luoghi di lavoro. Noi siamo un'impresa che è nata a Favara, dove Favara era principalmente ricca di miniere di zolfo. Ed ecco allora inizia la nostra avventura, con tanto sforzo e sacrificio, ma sempre con l'attenzione a quella che è stata la collettività, che è stata i bisogni della gente. In quel momento la gente aveva necessità di spostarsi per le miniere, faticava all'interno delle miniere e noi le accompagnavamo con delle corse giornaliere presso i luoghi di lavoro. Bene, parleremo di questa avventura, insomma, come diceva Massimiliano, iniziata nel 1950, poi anche con le ultime novità che vi racconteremo, alcuni di voi sicuramente lo sanno, ma vi racconteremo durante il corso della nostra puntata. Il SINAP è il Sindacato Nazionale di Polizia Penitenziaria, c'è una problematica, insomma, che si sta vivendo in questi giorni, ma generalmente un po', magari forse prima le forze di polizia che erano privilegiate anche adesso stanno soffrendo della crisi in generale. Rosario Di Prima. Intanto grazie per aver avuto la sensibilità di sentire anche la polizia penitenziaria, perché purtroppo in questi anni ne abbiamo viste e ne abbiamo subite di cotte e di crude. Bisogna vedere il punto di vista. Qualcuno vi vede privilegiati, voi magari privilegiati forse da un punto di vista normativo, però l'attività è difficoltosa come tutte le forze di polizia, purtroppo. La sicurezza, quella sicurezza che è tanto sbandierata dai governi, tutti i governi, soprattutto l'ultimo governo che sbandiera certezza di sicurezza, purtroppo deve essere data in ragione di numeri, in ragione di uomini, in ragione di intelligence, in ragione di attività che devono essere propedeutiche a ogni campo che mette di proprio una forza di polizia. Sono un po', insomma, retorico se dico che anche voi soffrite di carenza di organico, di sovraffollamento di carceri, di strutture che mancano. La nostra sofferenza maggiore è la carenza di personale, ma affianchiamo a questo il sovraffollamento e il totale abbandono dell'istituzione carcere come istituzione vista dalla normativa come centro di recupero e di riimmissione nella società del reo. Certo, un lavoro doppio, quello di custodire, naturalmente di controllare, ma anche di educare. Rieducare, ridare alla società, riportare alla società i soggetti che hanno commesso gli errori e che devono essere educati e comunque trattati da esseri umani. Bene, parleremo di queste vostre problematiche e delle azioni che mette in campo il vostro sindacato per cercare di migliorare, naturalmente. Sì. Conosciamo anche l'assessore Liborio Curabba della ridente cittadina di Cianciana. Anche voi siete di quelle cittadine, di quei paesotti che volete ripopolarvi e mettete all'asta le case a poco prezzo? Diciamo di no, perché già per quanto riguarda le case a poco prezzo è già da 10 anni, non è siete partiti prima, sì, insomma, sì. Già da tanto tempo, quindi Cianciana già esiste a livello di turismo straniero. Una località un po' difficile da
da raggiungere. La viabilità sicuramente vi penalizza, però non scoraggia. Diverse volte io sono venuto a Cenciana, vedo un paese attivo, un paese propositivo e soprattutto negli ultimi anni dedito a quello che sicuramente è ormai un avviare, un conoscere normale delle attività, ovvero incrementare quella che è il territorio, incrementare soprattutto anche dal punto di vista agricolo, ritornare a quelle che sono le nostre origini della terra. Esatto, perché noi siamo a capo di questa cittadina dall'anno scorso con l'amministrazione martorana e quest'anno abbiamo scommesso sulla sagra dei grani antichi, del raccolto. Questo per dare maggiore visibilità all'agricoltura, perché l'agricoltura in questo periodo è già da decenni che in Sicilia va male, quindi questo è per farla ravvivare di più, per farla conoscere, per le eccellenze del nostro territorio, far conoscere le eccellenze del nostro territorio. E per ritornare alle nostre origini, no? Esatto. La Sicilia era il granaio di Roma, è il grano l'elemento principale della nostra coltivazione. Esatto. Stiamo facendo questa sagra, è una sagra che avrà inizio il 27 di luglio fino al 31, 5 giorni davvero intensi, ricchi di convegni inerenti ai grani antichi, come un convegno sui grani antichi, un convegno sugli start-up e i finanziamenti europei, un convegno sulla dieta mediterranea che è patrimonio dell'UNESCO, e poi il folklore, perché va tanto, nelle sagre bisogna avere anche il folklore. Il ritorno alle origini, come esatto. dicevamo, e credo che anche dal punto di vista medico e dei nutrizionisti ci sia un invogliare a questo. Esatto. Non diciamo un'eresia quando si parla dei grani provenienti dal Canada, per esempio, che hanno un indice altissimo di pesticidi e tutte queste diavolerie chimiche, e c'è una richiesta di ritorno a quella che produce la nostra terra. Esatto. La vostra saga vuole essere anche questo incentivo? Esatto, noi abbiamo preso un'associazione che si chiama i Banditi del Gusto, a capo c'è lo chef Dainotti che farà lo show cooking con questi 4 chef, faranno vedere con i grani antichi quello che si può fare all'istante, faranno delle pietanze davvero ricche di gusto. E di tornare a quelle che sono le nostre origini. Parleremo di questa iniziativa, conosciamo adesso anche, se conosciamo si fa per dire, Stefano Valenti insomma è un volto notissimo della nostra televisione, il suo impegno nella FIGC, la Lega Nazionale Dilettanti, che si chiude fra qualche giorno con questo impegno provinciale per aprire quello regionale. Stefano. Sì, come hai detto tu, il 30 di giugno finisce la stagione sportiva, la stagione agonistica per noi, e quindi da delegato provinciale della FIGC di Agrigento, compito che ho portato avanti per 5 anni, per 5 stagioni, è arrivata tra virgolette la promozione a coordinatore regionale federale del settore giovanile scolastico, e quindi è una bella diciamo una bella attività da andare a fare. Comunque, lo sport è sicuramente tra le attività da promuovere in tutti i campi. Lo sport giovanile credo che vi dia anche un impegno maggiore, perché lì c'è non solo la formazione del corpo, ma anche la formazione del ragazzo nel suo complesso. Sì, diciamo che lo sport non è indirizzato a una fascia d'età. Noi per esempio nella nostra attività, in questi 5 anni di attività, ci siamo indirizzati un po' a tutte le età, a parlare della terza categoria, con cui l'amico assessore abbiamo parlato poco fa, che forse nascerà una terza categoria, possiamo dirlo assessore, così magari farò felice il mio Angelo Caramanno, il mio nuovo delegato alla ricerca di società. Ma ci siamo impegnati non solo per la terza categoria, ma anche per le attività giovanili, dai piccoli amici ai pulcini, agli esordienti, cioè la fascia d'età, per essere chiari. Un giusto agonismo, che deve essere finalizzato
alla competizione, perché è normale No, che ci sia, diciamo però che- non è lo scopo principale. No, ecco. diciamo che in base all'età ci sono attività diverse. Noi quando parliamo di attività di base dei bambini dai 5 ai 12 anni si parla di un'attività promozionale, si parla dove tutti i bambini devono fare sport, e tutti i bambini devono giocare, tutti i bambini si devono confrontare senza l'assillo della vittoria, senza l'assillo dell'andare a vincere una gara a tutti i costi, ma solo con la necessità di praticare attività sportiva, che è la cosa che dovremmo agevolare, dovremmo fare tutti per i nostri figli. Bene, poi magari ci racconterai 2 o 3 episodi che sono secondo te da mettere in evidenza in questi tuoi 5 anni. Sicuramente 2 o 3 sono delegato pochi provinciale. comunque. Conosciamo anche Tregor Russo nella presentazione, dicevo scrittore, ma non solo, è un compositore, un docente, un accademico della musica, insomma tantissime cose belle, Tregor. Sì, buonasera a tutti. Colgo l'occasione per ringraziarvi per avermi invitato. Parlando del libro, questo è un libro che è uscito l'anno scorso, è stato pubblicato e distribuito anche in tutta Europa, si chiama Catarsi Redentrice. Con questo libro festeggio i miei 23 anni di carriera come maestro di musica e compositore, che già ho realizzato 6 album a livello internazionale di musica metal, e all'interno dei miei album ho anche scritto tutti i testi. Avendo scritto sempre in inglese in questi 22 anni passati, ho sentito l'esigenza anche per i miei fan italiani per scrivere anche un libro in italiano. Cioè 22 anni vuol dire che sei nato musicista, insomma, no? Sì, da quando ero piccolo, esattamente. Sì. Prima di Sin da parlare piccolo. del libro, inquadriamo un po' il personaggio. Dicevamo l'amore per la musica, per la composizione. Cos'è? Un difetto di famiglia o un gene che ti è ballato in più? Diciamo che comunque sia nasco come enfant prodigio da bambino, quindi già all'età di 6 anni mostravo una tendenza verso il mondo dell'arte, e comunque già sin da piccolo ho frequentato le scuole di musica, poi dopo ho frequentato anche l'Accademia Nazionale Realizza, dove mi sono diplomato diventando anche compositore, arrangiatore e maestro di musica, dove poi ho conseguito anche una serie di master per insegnare all'Accademia regionale. E dalla musica alla scrittura il passo è stato breve, conseguenziale? È stato sempre costante, in quanto, come spiegavo poc'anzi, per la realizzazione, la composizione dei miei album ho scritto anche dei romanzi che poi li ho resi in versi in inglese, quindi scrivendo determinati argomenti, trattando di amore, trattando anche di filosofia e aspetti comunque interessanti. Ho sentito anche l'esigenza di scriverli pure in italiano, e quindi volevo però scrivere un qualcosa che non fosse il solito libro che trattasse temi che magari possono trovarsi in libreria. Ho fatto una ricerca fondamentale nell'andare ad spiegare argomenti interessanti quali la filosofia, la psicanalisi, la teologia, l'amore e tutta una serie anche di temi molto importanti che al giorno d'oggi tante persone anche tramite internet possono ricercare un qualcosa per ritrovare se stessi. Bene, parleremo allora di questo tuo lavoro che dicevo si chiama Catarsi Redentrice. Generalmente il titolo noi lo vogliamo anche un po' spiegato per entrare poi direttamente in quelli che sono i contenuti. Ritorniamo al SINAP, dicevamo questo ruolo importante della polizia penitenziaria, che è polizia a tutti gli effetti e che ha anche il compito poi di gestire dal punto di vista della sicurezza le carceri. Dicevo polizia a tutti gli effetti perché per esempio 2 settimane fa mi trovavo a Favignana, c'era lì una deputata che era sotto scorta, erano proprio colleghi della polizia penitenziaria che facevano questo servizio. Allora, naturalmente dobbiamo dire le cose che volete migliorare, ma anche le cose belle che ci sono, insomma, non credo che nel panorama ci sia solo negatività, sicuramente c'è l'uomo, c'è la persona, c'è l'impegno istituzionale di chi veste una divisa. Da 20 anni a questa parte il corpo si è rinnovato, noi non avevamo testa, adesso abbiamo i funzionari che sono dei commissari che stanno all'interno del corpo, certo sono circa 16-18 anni che sono dentro di noi, alcuni venivano dall'esterno, alcuni dall'interno, che hanno dato una ventata di novità, che comunque purtroppo non è la cultura, non è
il conoscere le norme, le leggi che ci mette nelle condizioni di poter operare all'interno delle carceri, perché il rapporto umano che c'è tra il personale, tra gli educatori, tra il personale infermieristico, medico, sanitario e il detenuto è un rapporto umano, un rapporto diretto che deve essere condotto in una maniera tale da mettere sul piano della società civile quello che è lo specchio all'interno delle carceri. E forse per questo magari ci vuole una formazione particolare dell'agente e poi dei vari gradi del poliziotto penitenziario? Sì, sì. Noi abbiamo, certo, noi abbiamo un poli di eccellenza di formazione, abbiamo una scuola in Sicilia pure della polizia penitenziaria, abbiamo scuole di eccellenza, ripeto, per i funzionari di alti livelli, ma abbiamo una forte carenza di personale che non ci permette comunque di esplicitare al meglio quelle che sono le nostre competenze, le nostre professionalità, le nostre capacità. Non certo, abbiamo lavorare spazi sotto stress, magari con turni esasperati, massacranti. I turni oramai per noi sono tutti di 8 ore, non di 6 ore come stabilisce la norma. Superiamo questi turni perché le 8 ore a volte perché c'è la carenza di personale, perché dobbiamo assicurare la sicurezza all'interno delle carceri. Certe volte non può smontare, insomma, il A cartellino volte non puoi smontare. E me esatto. ne vado, no, no. Da noi, allora voglio dire, se in una città qualunque c'è un evento critico che è un suicidio, passa quasi quasi inosservato. Se c'è un suicidio all'interno delle carceri è un problema, perché quel soggetto che ha perpetrato quindi un danno alla sua persona o non è stato ben attenzionato o è stato disatteso rispetto alle potenzialità che avrebbe potuto mettere in campo. Quindi la responsabilità ricade sempre su chi questa attività la conduce quotidianamente. Ma in pochi cosa facciamo? In pochi in realtà dove parliamo di Agrigento, è una realtà abbastanza corposa dove vede dentro tutte le sfaccettature del mondo penitenziario, dal detenuto comune, dal detenuto extracomunitario, dal terrorista, dal mafioso, quindi da circuiti di alta sicurezza. Il personale è ridotto, come può dare testa? La sezione femminile pure. È la sezione femminile che contiene anch'essa alta e media sicurezza. Quindi abbiamo situazioni di difficoltà che non possono essere assolutamente tenute in debita considerazione perché non abbiamo il personale bastevole ai servizi minimi. Noi proprio ieri abbiamo avuto un incontro con il provveditore regionale su un input nazionale di incremento di unità in Sicilia. A fronte di 1300 unità in meno che abbiamo, sa quante ce ne stanno destinando? 134. Nemmeno il 10%, voglio dire, di quelle forze e di quelle necessità che realmente abbiamo. Abbiamo messo in campo... Come diceva lei all'inizio, almeno da quello che abbiamo noi come sensazione, anche quello che si trasmette insomma, nei circuiti dei mass media nazionali, ci dovrebbe essere, o non lo so se c'è, una massima attenzione per quanto riguarda la sicurezza da parte di questo governo. Purtroppo c'è un detto, tra dire e il fare c'è di mezzo il mare, no? Quindi c'è qualcosa che funziona. Il mare non c'è più di mezzo perché la Sea Watch è entrata a Lampedusa, quindi diciamo quindi, è proprio ha disatteso. Ha disatteso anche questo. C'è una condizione. Noi abbiamo, ci sono dei concorsi in itinere e ci sono dei corsi che si stanno tenendo e abbiamo un numero elevatissimo di vincitori non idonei, o di idonei non vincitori, scusi, di idonei non vincitori, e per risparmiare denaro e tempo l'amministrazione penitenziaria, il governo, il Ministero della Giustizia potrebbe benissimo procedere con lo scorrimento delle graduatorie e assumere immediatamente personale. Non c'è bisogno di fare più non c'è bisogno di fare concorsi perché ne abbiamo tantissimi. Già, certo. Ogni concorso nostro partecipano per 1200 posti, ne partecipano 40.000 concorrenti, 50.000, 100.000 a secondo. E tantissimi sono idonei, quindi diciamo non vanno assunti perché il limite è quello. Il limite è quello. Hanno stabilito 1200, stop, quando basterebbe una piccola norma, un decreto salva tutti, che metterebbe nelle condizioni il personale o i ragazzi che sono idonei non vincitori di essere inclusi immediatamente nel ruolo della polizia penitenziaria, essere avviati ai corsi e poter dare manforte
Parlavamo alla di polizia. Agrigento, è un'isola infelice o è una situazione che rispecchia quella che No, nazionale? Agrigento erano anni d'oro, ci sono stati, ma oramai Agrigento è alla stessa stregua di tutti gli altri istituti con grosse difficoltà. Allora noi abbiamo difficoltà relative a ruoli, noi carenze di ruoli apicali, non abbiamo ispettori sovrintendenti, ma abbiamo, certo che necessita, voglio dire, i soldati senza generale o i generali senza Certo, soldati certo. non fanno Ci vuole nulla, la però giusta ci vuole misura la giusta nei vari misura, livelli, ci nei vuole vari la giusta misura. Noi abbiamo condizioni di difficoltà legate proprio alla volontà che c'è stata nel governo precedente con una legge, la legge Madia, che avrebbe dovuto recuperare il pubblico impiego e quindi mettere le forze di polizia pure dentro il calderone del pubblico impiego, facendo dei tagli senza tenere conto delle reali necessità, ma solamente numeriche. Noi abbiamo in Sicilia 5.000 detenuti, 4.000 agenti sono già troppi, ma non sono gli agenti che devono pareggiare al numero dei detenuti, ma è la vastità del carcere che ci impone di essere un numero elevato rispetto alle necessità. Sì, però poi, altrimenti accadono i fatti che sono accaduti l'altro ieri, l'evasione del detenuto, perché lì in quella postazione c'era un agente solo che doveva sorvegliare 4 passeggi, critici, insomma, ce ne sono eventi anche critici diversi. che purtroppo... Però Rosario Di Prima, qualcosa di bello me la deve dire più tardi, dopo magari ci pensa, diciamo, nel senso che come dicevamo la polizia penitenziaria è fatta di uomini e donne, quindi hanno una grande professionalità e sicuramente può raccontarci magari qualche cosa di bello. Assessore Corabba, dicevamo l'interesse di Cianciana per i grani antichi, ma facciamo un po' un passo indietro nel tempo, dicevo 1 anno e mezzo di amministrazione. Un anno, sì. 1 anno di amministrazione. C'è stato qualche ripensamento a dire a chi me l'ha fatto fare? No? Ogni tanto ci penso, Sì. solo che la voglia di fare, di dare al mio paese il proprio impegno è talmente tanta che... Tra le tante deleghe qual è quella che le sta dando un po' più di soddisfazione e un po' più di preoccupazione? Allora, tra le tante deleghe, l'urbanistica è quella che mi sta dando sia soddisfazioni sia preoccupazioni. Ovvero? La viabilità, il settore dei vigili è molto complicato, anche che è un paese molto piccolo, però Avete un PUT, il PUT o non siete obbligati a fare il piano urbano del traffico? No, noi siamo un paesino di 3.500 abitanti, quindi lo stiamo gestendo bene. Anche perché, lo vivo anche nel mio paese, la polizia locale o la polizia municipale, come alcuni la chiamano ancora polizia municipale, altri polizia locale, ancora non ho capito qual è la differenza, ha tantissimi compiti, Esatto. Deve presidiare il territorio in tantissime competenze, come dicevo l'urbanistica, la nona, la viabilità, tutto quello che, Esatto. che necessita un piccolo paese. Esatto. Poi voglio sempre parlare della Sagra perché è un punto di forza con il mio collega assessore Alfano. Abbiamo fatto una scommessa su questa Sagra. C'erano un po' di scettici che ancora, perché non si è fatta mai una Sagra cianciana, e noi la stiamo facendo di 5 giorni. 5 giorni davvero molto impegnativi e molto scoppiettanti. Abbiamo un programma che lo pubblicheremo nel weekend. Sì, nel weekend uscirà il programma definitivo e sarà un bel programma. Diceva, parlerete delle peculiarità dei grani antichi, quindi della loro applicazione nella eccezionale dieta mediterranea, ma ci saranno anche dei momenti di ricreazione, ecco, chiamiamoli così, no? Esatto. Di intrattenimento. Esatto. Comincerà la Sagra sempre alle 18:30 con vari convegni, come ho detto prima, poi su per giù verso le 20 ci sarà lo show cooking a cura dei Banditi del Gusto, dell'associazione. Sono delle iniziative interessanti queste, a prescindere il grano, no? Tra gli spettatori c'è la voglia di apprendere come farlo, no? Come fare a casa, o come fare la pasta, come fare la pizza, come cucinare un pesce. Esatto. C'è questa necessità di rendersi protagonisti anche in cucina. Esatto, e poi la sera dopo lo show cooking ci saranno i vari intrattenimenti con cabaret
a livello regionale abbiamo preso e anche gruppi musicali che si esibiranno fino a tarda serata. Mi raccomando, trasmetteteci il programma, insomma, perché così lo Senza possiamo ombra di diffondere per invogliare gli amici a fare una bella passeggiata a Cianciana. C'è un po' più di freschetto rispetto alla ad zona Agrigento, marina. sì, esatto, un po'. Un po' meglio. Allora, Tamura, abbiamo un po' discolo il ragazzino, no, perché ha voglia di suonare, ha voglia di suonare. Daniele, che cosa abbiamo sentito all'inizio in questa, diciamo, piccola prima esibizione che avete fatto? Una semplice tamburinata di San Galò questa. Come si svolge il vostro lavoro, che poi è un piacere più che un lavoro, no? Una dedizione e anche naturalmente una passione, una devozione a San San Calogero. Fate delle riunioni, fate delle preparazioni? Sì, facciamo delle preparazioni, ci riuniamo tutti al villaggio Mosè, facciamo delle prove, partecipiamo anche alla sagra del mandorlo. Adesso non mi ricordo il giorno esatto, ma c'è San Calogero a Braccia alla Valle. Mi hanno fatto segnare una bella iniziativa il 12 luglio, ecco. Sì, voluta molto dal nostro presidente Biagio Licata. A Braccia alla Valle, San Calogero a Braccia alla Valle, proprio al Tempio della Concordia. Oltre a voi Tamura ci sarà anche Sasa Salvaggio, quindi c'è anche da ridere. È una cosa che tutto l'incasso andrà devoluto per la ricerca contro la diabete. Contro la diabete, bene. Voi naturalmente in quella che è la festa di San Calogero siete assieme a San Donero anche protagonisti, no? Cioè animate tutta la settimana dedicata a San Calogero. Già inizieremo, mi sembra che giovedì. Poi tutta la settimana andiamo per le vie di Agrigento. Ci fate sentire ancora un po' di suono, anche se forte, dei Tamura? Subito. Va bene, allora schieratevi qui al centro, questa piccola rappresentanza dei Tamura di Girgenti, con il piccolino, lo vedevo che fremeva, lui si vuole esibire, quindi ha bisogno sicuramente... Promette bene, Daniele, sì, promette bene il piccolino. Bene. Allora, un altro minuto per voi, per questo magico suono che si perde nella notte dei tempi dei Tamura, perché in ogni tradizione, sia essa religiosa, folclorica o chiunque, in tutte le parti del mondo, il tamburo ha una parte centrale sicuramente. I Tamura di Girgenti, se siete pronti andiamo? Sì. Ecco qua. Magico suono dei Tamura. E
quando eravamo piccolini, insomma, per San Calogero, Massimiliano, il tamburo ce lo dovevamo comprare, certo magari non questo, quello di plastica, però il tamburo bisognava averlo sempre. Ritorniamo ai Fratelli Patti, dicevamo gli albori degli anni 50, l'impegno con il far viaggiare e portare nei luoghi di lavoro gli operai della miniera, i contadini, naturalmente poi le classiche linee urbane ed extraurbane, e l'impegno principale è quello del Gran Turismo. Insomma, siete conosciuti in tutta Europa per il Gran Turismo e anche per l'NCC d'eccellenza, Massimiliano. Sì, diciamo la nostra azienda, come dicevo prima, sono orgoglioso anche di essere uno degli eredi, perché intanto io dico che l'azienda non è fatta da noi, ma è fatta di persone che siamo noi stessi, che siamo la nostra famiglia, perché noi adesso siamo a carattere familiare, perché siamo i figli che gestiamo l'attività, ma è fatta anche di persone. I nostri collaboratori, i nostri dipendenti devono avere un'idea chiara di quella che è l'attività. Allora, l'attività nostra nasce come trasporto operai, ma nel tempo abbiamo cercato di andare in aderenza a quelle che sono state le pubbliche esigenze della collettività. Se mentre prima nessuno aveva l'auto privata, adesso hanno tutti l'auto privata, ma sicuramente utilizzano il mezzo di trasporto collettivo, per così come lo vogliamo chiamare, l'autobus, anche per fare delle gite, per delle occasioni. E quindi noi già da tempo, con la grande passione, perché ci porta noi non siamo nati con il tamburo, ma siamo nati con l'autobus in mano e quindi c'è una grande passione alla base. Quindi gite turistiche in ogni parte d'Europa, in lungo e in largo, e dicevo anche l'NCC Extra Lusso pure, no? So che avete un parco Sì, auto di tutto rispetto, insomma. Allora, noi come diciamo, attività principale è rimasta sempre l'attività dei pullman, però abbiamo anche cavalcato quelli che sono i servizi privati, quindi il noleggio con conducente, quella che una volta era l'auto da noleggio, adesso noi l'abbiamo rivisitata, l'abbiamo ripresa con dei servizi privati per stranieri, per turisti che visitano anche la nostra bellissima terra. E poi l'ultimo, insomma, l'ultimo nata, la collaborazione con Flixbus, questo insomma quello che è arrivato Sì. in ultimo e che vi sta impegnando sicuramente in maniera maggiore. Adesso abbiamo fatto questa partnership con la Flixbus, che è una società tedesca, nasce in Germania ed è una società a lunga percorrenza per i collegamenti in autobus in tutta Italia e in tutta Europa, anche oltreoceano, perché loro hanno anche abbracciato il mercato statunitense. La filosofia di Flixbus l'abbiamo subito noi abbracciata, perché è una filosofia diversa da quella che poteva essere l'idea del trasporto collettivo, del muoversi, perché Flixbus mette insieme tutti gli operatori, non c'è più, c'è una partnership oltre che con l'azienda anche con altre imprese, perché noi lavoriamo sotto lo stesso marchio e facciamo squadra, quello che gli imprenditori dovrebbero fare per andare anche per crescere, per portare avanti il loro business, la loro corporate dell'impresa. Qual è il punto di forza di Flixbus? Cioè, ci sono tantissime altre aziende che trasportano per andare a Roma, a Milano, in giro per l'Italia, insomma. Allora, Flixbus nasce con una compagnia, chiamiamola low cost, a basso costo, ma con alti contenuti tecnologici. Adesso mette a disposizione di una vasta rete di network che si interconnette con tutti i territori, con tutte le città, con la possibilità a chi ha necessità di muoversi per qualsiasi esigenza, che sia di lavoro, che sia anche turistica, che sia del voler viaggiare, in maniera comoda, flessibile e veloce, e soprattutto in sicurezza, perché l'azienda tiene molto, e noi siamo stati anche formati da questo punto di vista. L'azienda non mette in prima persona il risparmio, ma mette il risparmio anche con alti contenuti di sicurezza e tecnologici, perché adesso tutti i pullman che fanno parte della rete Flixbus sono i pullman di nuova generazione acquistati nuovi, senza nessun tipo di contributo, quindi siamo le imprese che investiamo su Flixbus, Flixbus investe su di noi,
e i contenuti per la sicurezza del viaggiatore devono essere alti, devono rispettare degli standard che altrimenti non veniamo presi come imprese. Quindi noi nella fattispecie, come altri partner, noi siamo arrivati diciamo quasi alla fine, perché la Sicilia è stata raggiunta quasi in ultimo, lo stivale d'Italia siamo è stata all'ultimo, raggiunta insomma, quasi in ultimo, dopo di noi c'è il mare, siamo quindi. stati scelti, ma con gli accordi che sono quelli: voi dovete mettere Ci sono personale degli standard alta, importanti. standard significa pullman di nuovo acquisto e di nuova immatricolazione, con contenuti di sicurezza tecnologici a bordo per sicurezza attiva e passiva alti, superare gli standard nazionali ed europei. La possibilità di avere il trasporto delle biciclette, cosa che si può fare solo con i treni, adesso con i pullman, quindi si abbraccia anche il settore del cicloturismo, si abbraccia il settore del turismo visto in maniera diversa. Il comfort a bordo viene garantito dalla spazialità dei sedili, che è più alta, viene garantito all'interno un collegamento wifi libero per tutti i passeggeri, e in ultimo introdotto un sistema di intrattenimento a bordo. Sistema di intrattenimento a bordo che il viaggiatore, se vuole, può intrattenersi col viaggio vedendo dei film, leggendo delle riviste o meno un libro, una lettura. Spero che magari inseriscano pure quella del... E poi credo che ci possa essere la possibilità, insomma, di connettersi da Agrigento con tutta Europa. Cioè uno sale su Flixbus ad Agrigento anche per arrivare a Parigi, insomma, Sì, no? sì. Allora, il punto di forza, intanto il mercato della lunga percorrenza negli ultimi anni ha avuto un mutamento, quindi Flixbus si innesta in un mercato che già è presente in Italia, anche in Europa, ma con contenuti diversi, perché adesso loro mettono sotto la stessa uniforme, chiamiamola, diverse aziende, quindi con lo stesso biglietto integrato, con lo stesso colore dell'autobus, con gli stessi standard, con gli autisti vestiti alla medesima maniera, e formati nella stessa condizione, perché Flixbus tiene molto anche a quelli che sono la formazione degli autisti, perché per la sicurezza sulle strade, per i viaggiatori, loro pretendono che l'autista sia formato. Quindi praticamente il vostro viaggiatore viene accompagnato a salire ad Agrigento, scende a Parigi ed è seguito in tutto il suo percorso, negli eventuali cambi che deve fare, tutto quello che c'è da fare. Nella fattispecie noi abbiamo avuto assegnato da Flixbus una linea che si viaggia in notturna, che va da Mazzara del Vallo passando per Agrigento e arriva a Roma Tiburtina, che diventa un nodo di interscambio. Roma Tiburtina lo chiamano gli addetti ai lavori un hub, un interscambio dove il passeggero può tranquillamente in sicurezza scendere e quindi trovare la coincidenza per arrivare in qualsiasi parte del mondo. Un'altra prerogativa di Flixbus è quella che il viaggiatore può tranquillamente scegliere di viaggiare per come vuole lui. Si può fare un biglietto in maniera molto easy, veloce, loro lo chiamano, con l'app, tramite i siti internet, con le tradizionali agenzie di viaggio, con la possibilità di poterlo cambiare anche 5 minuti prima del viaggio. Questo permette al viaggiatore di essere più libero e non solo, anche di raggiungere qualsiasi parte d'Italia, se vogliamo parlare dell'Italia, diversa da quella che potevano essere, diciamo, le destinazioni canoniche. Facciamo una cosa, Massimiliano, mi prenoto così, diciamo, non ti dico il giorno, per fare un viaggio da Agrigento a Roma e documentare da giornalista quello che è un viaggio in Flixbus. Si può fare? Certo, si può fare, anche perché loro, Flixbus, io tengo a dirlo, fanno dei controlli... Una specie di speciale. Sì, adesso noi facciamo uno speciale, ma loro fanno dei controlli sulla qualità del servizio. Loro chiamano i Mr. X, che i nostri addetti ai lavori non sanno, per la customer satisfaction, per la qualità del servizio, e quindi... Un viaggiatore normale che in realtà è un ispettore. È un ispettore e quindi vede se gli standard sono rispettati. Adesso io sono un viaggiatore normale, ma in realtà sono un giornalista che documenterà quello che sta dicendo Massimiliano Patti in questo momento. E comunque un'altra cosa molto importante, e questo, diciamo, è una cosa che interessa a noi come siciliani, è quello che Flixbus dà la possibilità di visitare la Sicilia nel contesto turistico, di raggiungere la Sicilia molto più facilmente, anche per fette di mercato che non sono né
che non hanno la possibilità o hanno la voglia di viaggiare in pullman, perché viaggiare in pullman è un'esperienza, non è solamente un'esigenza anche di carattere economico, perché i viaggiatori fanno un'esperienza, c'è chi utilizza il pullman per fare l'esperienza, perché viaggia bene, ha la possibilità E anche poi ci si può portare anche la bici. di portare la bici, di portarsi anche dolci, perché noi sappiamo benissimo, abbiamo viaggiato tutti, se tu devi viaggiare con bagaglio a mano in aereo hai difficoltà a portare cannolo all'amico, al parente, con l'autobus ti viene più facile mettere i cosiddetti regali, Insomma, il cannolo che devi portare. per dirne uno, oppure il bagaglio viene più facile, con la differenza che si sale ad Agrigento e si scende a Roma, non ho necessità di arrivare in aeroporto, ovviamente l'aereo è un altro E tipologia poi di mezzo. una cosa che non guasta, tipo, ci sono tantissimi che hanno paura dell'aereo, quindi preferiscono Sì, sì. rimanere a terra. Sì, diciamo adesso nel tempo sono aumentate anche le esigenze variegate, perché lo Certo, standard partire da Agrigento è un po' lontano per arrivare in è Europa, lontano, ma però- in quel caso, diciamo, nel caso nostro, tu parti alle 17:30 da Agrigento, arrivi la mattina alle 7, viaggi in notturna, ti puoi anche riposare una volta che traghetti, è un diretto da Messina, senza, solo con le fermate, solo per le soste, diciamo, quelle tecniche, e quindi si arriva in tranquillità, si può dormire, ci si può intrattenere e si viaggia anche comodi. Bene, bene, ok, allora fratelli Patti. Ritorniamo al nostro scrittore, a Tregor Russo, dicevamo la sua ventennale esperienza che ha in Catarsi Redentrice l'ultimo lavoro. Che cosa troviamo dentro? Questo è un libro mediante la quale ho voluto trattare argomenti molto importanti. Come dicevo poc'anzi, ho voluto trattare la religione, quindi la teologia in generale, l'amore sotto certi aspetti, la spiritualità, la filosofia, la psicanalisi e altri temi che nel suo interno ho voluto scrivere. Facciamo vedere la copertina, così certo, il nostro assolutamente. cameraman la possibilità di inquadrarla, ecco così. E poi diciamo che in qualsiasi lavoro il titolo è molto importante. Come nasce il titolo Catarsi Redentrice? Perché? Catarsi Redentrice nasce appunto per l'amore per la filosofia del periodo ellenistico, quindi Socrate, Platone ed Cos'è la Aristotele. catarsi? La catarsi è esattamente inteso per il periodo ellenistico di quello che è la concezione della purificazione, la purificazione dell'animo, il corpo da tutto quello che può essere un peccato, un soggiogare, un qualcosa che dà un disturbo al corpo ma anche all'anima, e quindi è questa purificazione che rende la persona naturalmente pura e toglie da quel peccato che può dare un disturbo Certo, e ti porta ritornare alla alla redenzione, negenesi. allora, e ti porta alla Esattamente. redenzione. E la redenzione naturalmente perché poi c'è un percorso, un viaggio trascendentale da quello che è la purificazione alla redenzione dell'anima per poter vivere appieno quelli che sono i pensieri. Ci potrebbero essere 2 o 3 versi che potrebbero un po' insomma farci capire meglio qual è il contenuto di questo lavoro. Posso leggere per l'appunto la poesia che porta il titolo della sillogia stessa, per l'appunto Catarsi Redentrice. Sì. Nella penombra si intrecciano il cuore e la mente, cercando invano in me stesso solo tra la gente, al di là dello spazio e del tempo nel concepire, la trasposizione del mio essere nel divenire. Ripercorro i sensi per trovare la pienezza, per sfuggire sovente all'inconscio e all'incedere della tristezza. La catastrofe redentrice, ove tutto riaffiora, nei miei ricordi deposti allo scoccare della mia ora. Il lavoro naturalmente che porta a questo, come dicevi all'inizio, c'è anche una riflessione della filosofia, insomma, Certo. che sta alla base. Però all'inizio noi parlavamo della tua musicalità, cioè come si sposano queste due cose? Cioè, la musica forse è un po' più sbarazzina, un po' più allegra, un po' più easy, mentre lì troviamo più riflessione.
Con la musica da anni come compositore arrangiatore ho cercato sempre di dare un quando senso la alla musica è così elaborata, ecco. La musica è così elaborata. la mia Ecco. musica è altrettanto elaborata in quanto vengo dalla musica classica, nello specifico il barocco, poi dal jazz fino ad arrivare al metal, con specifico il progressive metal. No, infatti sentivo metal e quindi credevo un pochettino Esatto. più... Sì, però più comunque easy, sì, ho ecco. fatto anche altri stili e quindi è stato importante creare questo connubio nella ricerca delle parole che fossero musicali, nella ricerca dei versi che si sposassero con delle note che chiunque vada a leggere potessero magari risuonare nella propria mente e poterle fare anche proprie. Quindi leggere Catarsi Redentrice necessita di un impegno e forse anche di una preparazione? Non necessariamente, in quanto potrebbe anche essere un libro per coloro che vogliono uscire fuori da quello che è il contesto che oggigiorno purtroppo la globalizzazione sta portando le persone ad uscire fuori da quelli che sono anche i piaceri di leggere un buon libro, leggere un libro che possa esserci scritto qualcosa che tratti la filosofia, uno stile di vita, oppure un bellissimo tramonto, quando una persona si emoziona nell'andare a vedere un bellissimo parco archeologico dove lì hanno vissuto altre civiltà che hanno lasciato una loro impronta, come ad esempio la copertina di questo libro. Ho voluto fare una foto presso a Solunto, nei dintorni di Palermo, che è una delle città più antiche che si trovano in Sicilia, dove si può vedere la Nossilosi di Solunto, dove si può catturare e toccare con mano la tragicità della natura col rapporto umano, quello che rimane ma che l'uomo a distanza di tempo continua a coltivare, questo rapporto tra la natura, le tradizioni, la cultura, l'arte e così via discorrendo, e quindi è tutto un discorso collegato, la cultura con l'arte e la letteratura. E credo che nel leggere questo tuo lavoro si troverà anche forse un po' più di pace interiore, no? Cioè nel pensare a quelle che sono state le nostre origini e, come dicevi tu, nel vedere quella colonna, quel tempio che 2000 anni fa era vissuta in un momento diverso. In un momento diverso, in un periodo molto particolare, laddove ad esempio fu fondata 2800 anni fa dai Fenici, successivamente 400 anni dopo dai Greci, poi dai Romani, e poi gli ultimi sono stati gli Aragonesi, e poi è stata praticamente lasciata, abbandonata a se stessa, come tantissimi altri comuni abbandonati in Sicilia, che oggigiorno grazie alle sovrintendenze ai beni culturali si ha la possibilità di poterli andare a visitare e poter capire quello che c'è stato e capire da dove noi veniamo, perché è importante sapere che la Sicilia veramente è l'isola per me la più bella al mondo. Abbiamo tutto, abbiamo dato tutto, abbiamo tutti i record per quanto riguarda non soltanto l'arte, la cultura, ma anche la gastronomia, il turismo, c'è tutto e possiamo Aver veramente avuto essere tante orgogliosi. invasioni tra virgolette, insomma, non è Abbiamo stato tutti in solo Sicilia. negativo, ecco, non è stato solo, Fortunatamente siamo riusciti a raccogliere tante cose belle. una cosa importante, la Sicilia sì è stata invasa, ma non è mai stata dominata, Dove? perché noi abbiamo Questo ricevuto lo in dicono in dono tanti. tutte le cose più importanti, e noi infatti siamo l'unico popolo al mondo che abbiamo tutte le culture massificate in un'unica cultura, e quindi siamo praticamente unici al mondo per questo motivo. Bene, dicevo all'inizio a Stefano Valenti di farci ricordare 2 o 3 cose che in questi 5 anni, insomma, ti hanno dato un po' più di soddisfazione, insomma, ti hanno visto protagonista assieme alla FIGC provinciale. Ma senti, in questi 5 anni noi non ci siamo, non abbiamo portato avanti il concetto dei campionati in sé per sé, ma abbiamo portato avanti delle diverse iniziative importanti, le iniziative che riguardano la divulgazione del fair play e la lotta chiaramente contro la violenza negli stadi. Quindi per quanto riguarda queste 2 tematiche abbiamo fatto tantissime iniziative, vorrei ricordarle qualcuno anche perché le iniziative fanno parte delle nostre esperienze che abbiamo fatto, ma tra l'altro delle iniziative che abbiamo fatto sia per la terza categoria sia per l'attività di base, cioè abbiamo cercato di divulgare il fair play attraverso il terzo tempo, cioè alla fine abbiamo coinvolto le società, specialmente quelle più grandi di terza categoria, che ci hanno seguito benissimo a effettuare il terzo tempo, il cosiddetto
alla fine della gara scambiare, mangiare 2 dolcine assieme, prendere un bicchiere di Coca-Cola assieme. A prescindere dal risultato, dall'agonismo in campo, certo. Dall'agonismo, certo, perché fare un terzo tempo solo nel momento in cui si vince sarebbe troppo facile, però devo dire che le società hanno risposto bene. Abbiamo fatto anche un'iniziativa bellissima che è educare con un pallone, cioè il premio educare per un pallone significa abbiamo assegnato il riconoscimento di un pallone a una società che dopo la giornata di gara non subisce nessun provvedimento disciplinare, quindi cercare di essere vicini e attenti ad osservare le regole. Abbiamo anche fatto un'iniziativa riguardo le donne, abbiamo invitato gli istituti scolastici Donne in Campo per vestire le donne, abbiamo portato tantissime ragazze a praticare il gioco del calcio, cose che in questo momento adesso stanno coinvolgendo tutta Italia praticamente. Tutta Italia magari non ci rendevamo conto della grande importanza del calcio femminile, e con queste vittorie nel campionato del mondo delle nostre ragazze siamo già tra le prime 8, insomma, no? Quindi significa già saremo ai quarti di finale. Poi tra l'altro abbiamo anche fatto attività con le scuole attraverso il nostro responsabile attività scolastica, professore Puccio. Abbiamo portato, come forse vede in queste fotografie, più in quest'ultima edizione Gioco Calciando riservato alle scuole, agli istituti primari, terza, quarta e quinta classe. Abbiamo portato qualcosa come 2000 bambini tra Favara, Licata, Canicattì e Fontanelle a fare un'attività motoria, non il gioco del calcio, ma un'attività motoria attraverso il gioco del calcio, quindi portare tanti bambini allo stadio a farli divertire è stata una cosa veramente eccezionale. Poi alla questo fine che fate voi è importante, Stefano, scusa ti interrompo, l'avevo preparato una domanda prima, perché tu oltre a essere, come dicevamo, il presidente provinciale della FIGC regionale, sei anche un docente, sì. E quindi concorderai con me che in realtà, non so dal punto di vista personale della tua scuola, ma in generale lo sport nella scuola ha avuto una regressione enorme, sì. Forse per la mancanza di strutture, per la mancanza di palestre, o non lo so, per una politica scolastica diversa, insomma, per fare un po' il verso a Tregor Russo, insomma, lo sport che facevano 2000 anni fa i greci sicuramente non lo facciamo noi a scuola. No, sicuramente si è perso tanto. Sì. Ci vuole un ritorno allo sport. Ci vuole sicuramente un ritorno alla scuola, sport nella scuola, anche perché le scuole stanno diventando ormai a tempo pieno, stanno diventando una situazione dove il bambino viene accompagnato a scuola e ripreso magari la sera, il pomeriggio tardi, quindi di conseguenza l'attività motoria non può non esistere nel percorso scolastico. Credo che sia anche un'attività che noi proponiamo, perché oltre ad andare nelle scuole per far fare attività motoria ai bambini, noi utilizziamo il gioco del calcio come strumento educativo, non andiamo a fare la partita di calcio con i bambini, non andiamo a imparare o ad insegnare ai bambini come si gioca a calcio, come si colpisce la palla, ma attraverso il gioco del calcio ci sono un'educazione che va molto più avanzata, che significa l'osservanza delle regole, la socializzazione, il rispetto dell'avversario o anche del compagno in questo senso. E noi nella scuola entriamo non solo per fare attività ai bambini, ma attenzioniamo anche l'attività di formazione dei docenti. Infatti nelle scuole di istituti specialmente primari andiamo a formare con dei corsi magari dalla durata non eccessivamente lunga, circa 20 ore, dove diamo gli input alle maestre dell'attività motoria, come si può lavorare con i bambini in classe, come si può lavorare in un cortile, come si può lavorare o utilizzare l'ora di attività motoria non come una semplice ora di ricreazione, oppure come il cosiddetto bambino stai fermo, non ti muovere che ti puoi far male. Invece l'attività motoria deve essere all'interno della scuola, e questo noi cerchiamo di proporre alle maestre, di proporre non solo alle maestre ma anche nelle scuole di calcio. E noi questo entusiasmo insomma ha caratterizzato questo tuo impegno che, come dicevamo, dal 1° luglio viene allargato a livello regionale. Sì, sai, io ho iniziato nel 1988 come responsabile attività di base.
dopo 25 anni di questa attività, significa attività di base in termini tecnico, però voglio dire la mia attenzione, la mia attività si è svolta fra i bambini, cioè nelle scuole di calcio, con bambini dai 5 ai 12 anni. Quindi significa che in tutto questo percorso ho visto di tanto lavoro e tanto lavoro che si potrebbe aggiungere. Poi dopo una parentesi come responsabile, come allenatore della rappresentativa regionale e come gli ultimi 5 anni delegato presso la VGC di Agrigento, ritorno al settore giovanile, però ritorno con un compito molto più grande, cioè con un compito regionale, quindi la mia attenzione non sarà solo per le scuole di calcio della provincia di Agrigento come era una volta, ma sarà per tutti i bambini. Farai sicuramente bene, Stefano, conoscendoti. Io farai sicuramente di questo bene. devo ringraziare chi mi dà questa possibilità, il mio presidente regionale Sandro Lopresti e il vicepresidente nazionale Sandro Morgana, che su di me nutrono tanta stima e che quando mi danno questi compiti chiaramente mi mettono in difficoltà. Te lo sei guadagnato sul campo. La prima cosa che penso è quello di ricambiare con impegno. Bene. Complimenti ancora a Stefano Valenti. Grazie. Allora, Rosario Prima, ti chiedevo qualcosa di positivo, insomma, dopo le lamentele, dopo lo sfogo, insomma. Ma sono in grosse difficoltà. Sì? Sì, perché non riesci? Non c'è, tranne che unirmi allo sport. Noi abbiamo un gruppo Fiamme Azzurre che dà lustro al corpo in campo internazionale. Abbiamo una squadra di calcio che è la Strea, che negli anni è stata pure in Serie D, ma oggi purtroppo ha avuto delle vicende e quindi è scesa di grado, diciamo. Oltre a questo, che dire, abbiamo l'unità cinofila di eccellenza, abbiamo nucleo investigativo centrale, cosa? Altro, siamo detentori del DNA, quindi il DNA lo gestiamo come forze di polizia alla polizia penitenziaria in campo nazionale. Quindi tutte le forze di polizia fanno capo al Ministero della Giustizia, al Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, alla Polizia. E poi, come dicevo, ci siete uomini e donne, insomma, poi ci siamo uomini di una certa professionalità. Di una certa professionalità che... altrimenti non potreste fare questo lavoro No, difficile. è un articolo proprio uscito la settimana scorsa, un detenuto che ringraziava la Polizia Penitenziaria. Ci mette nelle condizioni di far capire alla società civile che l'attività che svolgiamo noi è un'attività importante. Quando noi salviamo una vita umana, per noi è una scommessa con noi stessi, perché riusciamo ad evitare il danno. Dicevo prima, se uno fa danno a se stesso in una città poco si sente, Sì. se è dentro un istituto penitenziario si sente tantissimo e si vanno a cercare gli elementi per capire il perché, per come ciò è accaduto. Quando noi riusciamo, e noi abbiamo cavalieri dell'umanità, insigniti perché hanno salvato vite umane. C'è molti dei poliziotti penitenziari che in situazioni di difficoltà, quando un detenuto va in escandescenza, dà fuoco alla propria cella, entriamo per salvare le vite umane, ci intossichiamo, quindi ci facciamo del male, però dobbiamo salvare il bene primario, la vita di un altro essere. E poi devo dire, insomma, che nel vostro piccolo, nel vostro grande, non soltanto come polizia penitenziaria, ma come struttura generale carceraria, per esempio, io ho avuto delle esperienze dirette con il carcere Petrusa, c'è la scuola alberghiera, insomma, che Sì, forma, sì. noi come Centro Culturale Guttuso abbiamo fatto un piccolo corso di formazione di pittura, insomma, ci sono poi quelle piccole ciliegine, insomma, che ti danno anche belle attività extra, insomma, formativa. Sì. Che... Ci sono attività che sono ridottissime purtroppo per Però, il numero insomma, elevato dei detenuti, però che danno respiro ai danno detenuti, un segnale che qualcosa in più si può visibilità al mondo carcere. Noi abbiamo strutture di eccellenza in questo, a Siracusa, per dire, noi abbiamo oltre a Caltagirone la scuola ceramista, a Siracusa abbiamo i pasticceri, in diverse realtà nazionali c'è la pasticceria che esce fuori, per dire il panettone fatto a Padova è stato acquistato quest'anno dalla Santa Chiesa per donarlo, dal Santo Padre, per donarlo ai suoi discepoli. E viene fatto lì viene fatto nel carcere di Padova. Guardate, una serie di cose che questo ci dà risalto, ma purtroppo altri elementi positivi. Se noi dovessimo parlare della sanità, se noi ci lamentiamo della sanità pubblica, noi purtroppo siamo stati l'unica regione in Italia ad assumere
a accedere la sanità penitenziaria alla sanità pubblica solo 2 anni fa e ancora non c'è un coordinamento netto di capire come, perché bisogna individuare medici, non medici di guardia che vanno Sì. nei singoli paesi, ma medici di guardia o medici che sono strutturati e ben preparati per la medicina penitenziaria, perché il soggetto malato all'interno del carcere non è lo stesso soggetto malato all'interno di un istituto. Faccio un esempio per tutti chiudiamo. e chiudo. Se manca l'acqua da Agrigento, siamo da Agrigento ma manca in tutta la Sicilia, pur avendo acqua tutta la Sicilia, va bene. Se manca l'acqua, oramai è diventata una situazione comune e passabile. Non fa più notizia. Non fa più notizia. Se manca l'acqua di un carcere non solo fa notizia, ma rende nervosi e fa stress. Crea problemi il triplo di quanto ne può creare in una famiglia quando di punto in bianco si trova senza acqua, perché dove va ad attingere acqua il detenuto, il recluso? Dove va la società? Perché lì c'è una società, dentro le carceri ci sono, come dicevo prima, diverse culture. Abbiamo italiani, russi, certo. di tutto il mondo, E diverse convivere in quello culture spazio religiose, piccolo, insomma, e convivere nello stesso spazio non è molto facile. facile. Bene, siamo praticamente arrivati alla fine. So che magari volevate dire qualcosa in più, o magari non vi ho fatto la domanda che vi aspettavate, però c'è un piccolo tempo supplementare, no? Posso dedicarvi ancora 30 secondi a testa, immaginate quando spazio posso darvi, perché nel salutare i miei ospiti io chiedo sempre di farlo in maniera positiva, non lo so, con una frase, con una citazione, con un qualcosa, o nel dire un qualcosa che magari io non vi ho chiesto e voi volevate esplicitare. E poi all'ultimo chiuderemo ancora una volta con i tamburi di Girgenti che ci faranno da sigla finale per questa ultima puntata di Target, ricordando ancora, Daniele, giorno 12 luglio, giusto alle 20:30 c'è San Calogero che abbraccia la valle con Sasà Salvaggio e alcuni i tamburi di e gli Girgenti. Altri artisti? Sì, altri artisti, sì. Bene, allora abbiamo pure quel ragazzo di Agrigento che lavora alla Iene, Silvio Schembri, sì. Bene, allora il primo saluto è quello tuo, Daniele Ballacchino, vicepresidente dei Tamburi di Girgenti. Vi ringrazio molto per averci ospitati e invitati qua al vostro programma. E naturalmente viva San Calò, no? Sempre viva San Calogero. Bene, preparatevi che in chiusura ci farete sentire ancora un minuto dei vostri tamburi. Ok, grazie mille. A Stefano Valenti e al suo nuovo percorso di responsabile regionale del settore giovanile. Dillo tu, Stefano, perché io l'ho già dimenticato. Coordinatore regionale federale. Bene, il tuo saluto, Stefano. Il mio saluto è, oltre al ringraziamento a voi per l'invito, chiaramente terminati questi 5 anni mi corre l'obbligo di farlo in diretta, magari salutare tutte le persone che hanno lavorato con me, dai miei collaboratori, da Angelo Caramanno, dalla mia squadra, i componenti della delegazione di Agrigento, ma soprattutto vorrei salutare tutte le società, tutti i tecnici, tutti i dirigenti con cui ci siamo confrontati, con cui abbiamo fatto tanto lavoro in questi 5 anni, salutare il presidente della delegazione dell'AIA, il Gero Drago, per l'ottima collaborazione, e chiaramente ringraziare ancora una volta il direttore Arturo Candela che ci ha permesso di venire mensilmente con questa trasmissione Spazio FGC Agrigento per dare visibilità al lavoro che abbiamo fatto. Era solo un saluto e un in bocca al lupo anche per te. Grazie della presenza e della partecipazione a Tregor Russo e al suo Catarsi Redentrice. Grazie a voi, io colgo l'occasione per dare un ripresente la copia a lei e alla redazione che mi avete gentilmente invitato. Ci impegna a leggerlo allora. Sì, assolutamente. Poi volevo far presente che grazie con questo libro ho avuto 2 riconoscimenti alla carriera presso degli istituzioni che ci sono stati per la Sicilia e in tutta Italia, e poi ho anche vinto un premio nazionale come poeta contemporaneo 2019, sempre comunque per la realizzazione di questo libro. Quindi è stato comunque una possibilità che mi ha dato
trovo modo per poter far conoscere la mia arte e fortunatamente tutta Italia, perché fino adesso ho fatto la bellezza di 24 convegni in tutto il territorio nazionale, tra biblioteche comunali e quant'altro, e anche passaggi televisivi. Grazie comunque. Complimenti a Telego Russo, grazie a Massimiliano Patti e con lui a tutte le fratelli Patti e Otolini e naturalmente con la nuova avventura di Flixbus. Io vi ringrazio per le belle parole che hai speso per noi e soprattutto voglio dire una cosa, per essere conciso: noi siamo orgogliosi di essere un'impresa a carattere turistico per la città di Agrigento e per la provincia di Agrigento, perché noi crediamo fortemente al nostro territorio. Lo abbiamo anche detto, lo hanno detto in molti, che abbiamo tante cose ancora da scoprire e da fare scoprire, quindi siamo felici, siamo ottimisti su questo e siamo sicuri che la nostra terra verrà visitata ancora di più da tutte le persone che non l'hanno fatto o lo fanno anche mediante i nostri collegamenti, che sono più proficui e più veloci. Bene. Grazie anche a Flixbus. Grazie a Leborio Curaba, assessore al comune di Cianciana, e l'appuntamento per la sagra dei grani antichi. Sì, voglio ringraziare chi sta collaborando per la realizzazione della sagra, in primis Pino D'Angelo, fa parte di Confimpresa, UIA, che è l'ufficio agricoltura del comune di Cianciana, la Proloco di Cianciana e poi, non per ultimo ma perché è il più importante, il sindaco, che ci dà la possibilità a noi assessori di fare quello che ci compete. Grazie al sindaco Martorana, e poi invito tutta la provincia a venire a Cianciana a vedere questa sagra dal 27 luglio al 31 luglio. Vi divertirete. Grazie a Rosario Di Prima e un buon lavoro a tutta la polizia penitenziaria. Grazie a voi, perché grazie a voi oggi noi siamo visti dalla società civile, e la società civile la vorremmo dentro, un open day proprio per fare iniziare dai ragazzi delle scuole medie più grandicelli a capire che cos'è il carcere, il perché al carcere non si ci deve arrivare e che cosa offre il carcere per la società. Chiunque può sbagliare, ma comunque deve essere redento e deve essere portato, restituito alla società civile in maniera garbata, giusta e come vuole la nostra Costituzione. Bene. Grazie. Grazie anche ai Tamburi di Girgendi, prego disponetevi, finisce qui il nostro appuntamento 2018-2019 di Target con l'ultima puntata, che è quella di oggi, l'appuntamento rimandato naturalmente alla prossima stagione. Buona estate a tutti e chiudiamo ancora con i Tamburi di Girgendi. Grazie ad Arturo Cantella, grazie a Piero Licausi, grazie a tutta la redazione, alla grande famiglia di Televideo Agrigento che ancora per questa stagione mi ha dato fiducia nel condurre Target. A voi buona estate.